Buongiorno a tutti voi. Da Napoli-Milan a Napoli-Cagliari, 9 partite ancora, 9 finali, dalla ripresa in 56 giorni, Napoli si gioca tutto, siete pronti? Rumori. Ha segnato Osimhen. Ragioniamoci su queste cose qua perché è sempre importante. Quanto è importante che il nostro bomber di mercato si faccia vedere a livello internazionale, che si parla della sua valutazione. Enrico, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Io devo sempre ricordarmi che ci sono nuovi iscritti a cui do il benvenuto e che non necessariamente hanno visto tutti i migliaia di video che ho fatto prima, dove espongo il mio pensiero. Mi sono confrontato con un po' di... Lasciate il like, è l'unica cosa che potete fare, perché i video sono sempre demonetizzati, quindi va bene così. A fine video però devo dire una cosa, quindi io mi devo ricordare, perché non tutti sanno come la penso e devo essere chiaro e chiedere scusa alla mia community quando mi ripeto per quanto riguarda certe opinioni e certe considerazioni. Mi sono confrontato con un po' di commenti dove dicevano come di per me malafede, perché il finale del video di ieri io dico Conte sarebbe stato messo in discussione se non fosse stato Conte, ma non sto dicendo che l'ho messo in discussione io. Amico Bellino, sei nuovo, ci siamo risposti un paio di volte, evidentemente si troverà bene qui, perché da alcune risposte ho notato che c'è del ragionamento, eccetera. Poi ci sono degli altri che a cui non puoi rispondere. Perché se si dice che io sto criticando il Napoli in questa stagione, quando io ho sempre detto, signori, stiamo pronti, che se nel caso in cui dovesse sfumare lo scudetto dobbiamo esultare come i pazzi per la qualificazione in Champions, per i presupposti da cui venivamo, e che ha ripetuto anche Oriali, quanto è bello Oriali, lì c'è malafede, perché qualcuno può non conoscermi, qualcuno che invece dice io me li vedo tutti i video e tu stai criticando il Napoli, vuol dire che io parlo italiano e tu parli un'altra lingua, e là non posso rispondere. Perché si perde tempo. Vi potete divertire voi nei commenti. Se scorrete i commenti li troverete sempre uno o due che vanno dritti per la loro strada senza ascoltare. Cioè è come se si guarda tutti i video, se lo guardano col volume spento. Ma va bene così. Ha parlato Oriali? Benissimo, ovviamente le domande che gli sono arrivate. Quanta collaborazione, le chiedo, ha trovato nello spogliatoio del Napoli quest'anno? Quanta collaborazione ha trovato? E Oriali giustamente risponde: poca. I ragazzi non hanno voglia di lavorare e quindi noi andiamo lì, proponiamo delle cose, delle esercitazioni, degli studi, e i giocatori ci hanno risposto questo non lo vogliamo fare. Domanda interessante. Quanto è importante per vincere che ci sia la giusta connessione tra calciatori? Quanto è importante? Pochissima. È molto meglio quando i giocatori vanno per la loro strada e ognuno pensa per sé e il resto dello staff fa un discorso e studia delle cose. Quindi quanto è importante? Molto poco, anzi è dannoso. E perdonate il sarcasmo, me lo dovete concedere, perché è l'unica cosa che mi rimane. E chiudo così. Io qualche video fa dicevo questo, quindi io nel momento della partita io capisco la confusione di un arbitro, nel momento concitato sono io il primo a dire come fai eccetera eccetera, ma di solito me la prendo più col VAR che non vede o fa finta di non vedere. E Oriali dice questo, rispettando ovviamente le decisioni degli arbitri, un pochino meno quelle del VAR, anche perché il VAR ha la possibilità comunque di vedere delle immagini, e quindi ecco lì l'errore che viene da fuori, quello lo digerisco meno, quello dell'arbitro ancora sì. Sipario, calo proprio il sipario o il sigario, come mi suggeriva Tore Falanga. Signori, ci aggiorniamo. Come vedete io, monetizzazione o no, cerco sempre di lasciarvi un salutino. Questo video resta breve, così chi non avesse avuto, magari oggi volevo proprio vedermi un video, non vi siete visti troppi in tutti se non avete visto il video Fiume, intervista con Stefano Ferré, vi consiglio veramente di andarlo a vedere. È anche un favore che fate a me, non per monetizzarlo perché resta non monetizzato, ma è una soddisfazione personale potermi confrontare con chi fa analisi e cercare di alzare il livello. E ho visto i vostri commenti dove semplicemente ringraziate Stefano e ringraziate me per il video, per il contenuto, e la mia soddisfazione bilancia
quando invece leggo dei commenti dove sembra che c'è proprio un lost in translation, cioè proprio parliamo due lingue diverse, ma il che è normale. In conclusione, dopo aver ringraziato Alberto, voglio aggiungere un ringraziamento a Ludovico Guarini che mi ha onorato del suo supporto, Mario Murner e Vito Russo Moliterni. Grazie a tutti, sembra di essere tornati ai tempi che furono, e io apprezzo tantissimo che vi stiate rendendo conto che è un momento particolare per me, che comunque lo faccio tutti i giorni, è un lavoro a tutti gli effetti quello che faccio su YouTube, con grande passione e grande dedizione e tanto tempo. Io ci impiego tanto tempo per fare i video, non li faccio a casaccio, e quando mi viene meno YouTube mi dice che probabilmente ci vorrà un mese per sistemare, e io dovrò sperare di fare molte più serate di quante invece ne faccio musicali, per stare tranquillo così. Quindi volevo sottolineare il mio apprezzamento da parte vostra, da parte mia, nei vostri confronti, per aver compreso il momento. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ci teniamo aggiornati perché queste nazionali continueranno a portarci delle novità. Ne approfitto perché magari questa era sfuggita a qualcuno, era uscito un articolo dove si diceva che Rachmani avrebbe, perché poi non avete tradotto bene, e insomma si stava creando una polemica con Rachmani che avrebbe detto che il Napoli gli ha messo pressione per non giocare la partita in nazionale, di conseguenza cominciano a vibrare le polemiche in città. Rachmani è stato bravissimo perché ha preso i suoi social e ha chiarito la cosa dicendo: parola pressione dipende da che maniera lo dici e in quale lingua. In italiano sarebbe preoccupazione perché 4 giorni fa sono uscito dal campo decidendo insieme con i dottori di tutte e due le parti, abbiamo deciso di giocare e ci valeva la pena perché abbiamo vinto. Vabbè, tutto contento per la sua nazionale, l'assist che ha fatto anche ieri, sempre pronto per il Napoli e per il Kosovo. Quindi il Napoli aveva espresso preoccupazione, non pressione, non aveva fatto pressione perché non giocasse o che lui ha detto al Napoli stati zitti. Quindi bravo Amir che ha voluto chiarire la cosa, quindi polemiche a zero, abbassate. E poi mi contattano anche perché sta girando questa foto, insomma va bene. Su questo io non aggiungo proprio niente. Il mercato, che mi metto a fare? Un video sul mercato, Beukema, Gatti sfumato, poi si parla di Solet, si parla di Dragusin di nuovo, oltre al Marianucci che sembra praticamente chiuso. Ne parleremo perché il mercato è aperto tutto l'anno. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Un abbraccio e un bacio a quelli che ascoltano con le orecchie aperte.